Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, risvegliamo in noi il desiderio di incontrare Gesù che si dona per noi. Rinnoviamo la nostra fede, riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam.
Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale,
Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava, tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga». È parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola. Depose le vesti, prese un asciugamano e lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto a voi». Parola del Signore. Un saluto a tutti voi, ma permettetemi un saluto particolare ai più piccoli, ai nostri fratelli e sorelle più piccoli che sono qui, che vivono con noi questa celebrazione anche in attesa e preparandosi alla celebrazione della loro prima comunione. Benvenuti, spero che la messa non sia troppo pesante per voi, ma vedo che avete voglia di essere presenti con bello spirito. E anche un altro saluto vorrei rivolgere alla comunità dei frati minori del convento di San Francesco. La loro presenza qui questa sera ci ricorda anche che siamo nell'anno in cui celebriamo l'8° anniversario della morte del Santo di Assisi, un santo, un cristiano che ha vissuto
la Pasqua in modo esemplare nella sua vita, nella sua morte, ha vissuto quello che anche noi in questi giorni celebriamo e può aiutarci a vivere da discepoli di Gesù questi giorni cruciali dell'anno, perché entriamo in giorni cruciali. In quanto cristiani viviamo questi giorni cruciali e decisivi, ma decisivi e cruciali lo sono per tutti, che lo si sappia o no. Per tutti, infatti, Gesù ha donato il suo corpo, ha versato il suo sangue. Per tutti si è chinato e a lavare i piedi. E questi giorni cruciali, i giorni della Pasqua, del Triduo Pasquale, si aprono con la solenne celebrazione della Messa nella Cena del Signore. In realtà, ogni Messa, dalla più solenne alla più semplice, è messa in Cena Domini, nella Cena del Signore. Perché ogni celebrazione della Messa ci mette in contatto con quello che avvenne nella notte in cui Gesù fu tradito. Quando cioè fu consegnato nelle mani di coloro che volevano farlo fuori, quando consegnò se stesso senza reagire con violenza al male subito, senza far morire altri assieme a lui. La notte in cui consegnò il suo spirito nelle mani del Padre. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, racconta quello che Gesù disse e fece in quella notte. I gesti di Gesù. Prese il pane, lo spezzò, prese il calice, lo diede. Si inserivano in una storia che aveva radici lontane. Abbiamo sentito del libro dell'Esodo, la liberazione dell'antico popolo di Israele dalla schiavitù, la celebrazione di questo evento come memoriale, come rito perenne. E i gesti e le parole di Gesù, inserendosi in quella storia, hanno dato un colore nuovo alla storia dell'umanità e noi siamo pienamente coinvolti in questa novità. Così nella celebrazione della Cena del Signore la memoria del passato trasforma il presente e lo apre a un futuro di speranza. Siamo ben consapevoli delle fatiche, dei drammi che hanno segnato e continuano a segnare la storia degli esseri umani. Siamo però anche certi, per quella serena certezza che viene dalla fede, che nelle fatiche e nei drammi della storia non viene meno il dono che Gesù ha fatto e fa di sé. Egli ha donato il suo corpo e il suo sangue, tutta la sua vita, perché ogni essere umano abbia la vita e l'abbia in abbondanza. Sapendo questo, riconoscendo attuale il gesto con cui Gesù dona se stesso, cerchiamo di comportarci da discepoli di Gesù, nella ricerca della giustizia, della pace, della libertà per tutti, senza alcuna discriminazione. Coltiviamo almeno il desiderio che ci sia giustizia, pace, libertà in questo mondo. L'Evangelista Giovanni colloca all'interno dell'ultima cena un altro gesto di Gesù. Il suo alzarsi da tavola e il suo piegarsi per lavare i piedi dei discepoli. E oggi facciamo memoria anche di questo gesto. Nella scena raccontata dall'Evangelista Giovanni c'è un particolare che merita di essere evidenziato, che è l'iniziale rifiuto da parte di Pietro di farsi lavare i piedi dal suo Signore e Maestro. Non mi laverai mai i piedi.
Ora, i motivi di questo rifiuto possiamo immaginarli, sono tanti. Tra questi non escluderei l'incapacità di accettare serenamente di aver bisogno di essere servito e la paura di passare per debole se si lascia che qualcuno si prenda cura di noi. Ecco, riconoscere di aver bisogno di aiuto, accettare che qualcuno lavi i miei piedi, non significa rinunciare alla mia dignità. Troppe volte noi umani abbiamo paura di passare per deboli se ci riconosciamo bisognosi. Mi chiedo anzi se tanta violenza che è nel mondo non sia anche la conseguenza del fatto che alcune persone hanno paura di passare per deboli se ammettono di aver bisogno di qualcuno che li aiuti, magari che li aiuti a trovare soluzioni pacifiche ai loro problemi. Non volendo passare per deboli, queste persone non ragionano più, si irrigidiscono, diventano violente. E lo vediamo nel piccolo e nel grande. Tra poco si rinnoverà il gesto della lavanda dei piedi, ricordando quello che Gesù ha fatto nella notte in cui fu tradito. Preghiamo perché ci siano nel mondo tante persone disposte a lavare i piedi degli altri, ma anche persone disposte a farsi lavare i piedi quando ne hanno bisogno. Persone quindi che sanno amare e persone che accettano di essere amate.
Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo il cuore ad accogliere la sovrabbondante grazia. Diciamo insieme: apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Noi ti preghiamo, Apri, Signore, il nostro cuore. Per il Vescovo, i presbiteri e i diaconi della nostra Chiesa, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza limiti. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio e della carità. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo, con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua salute. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi è immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra,
in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono nel sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di la tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Fra alcuni istanti ci metteremo in cammino verso la cripta della nostra chiesa cattedrale per vivere la solenne reposizione del Santissimo Sacramento, e lì la nostra assemblea liturgica si scioglierà nel silenzio. Per chi lo desidera sarà possibile fermarsi in adorazione silenziosa presso l'altare della reposizione in cripta.